Ciao tifosi del Napoli! Oggi approfondiremo le ultime notizie di mercato che muovono il mercato partenopeo. Ma prima di iniziare, non dimenticate di sostenere il Napoli lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando le notifiche per non perdere nessun dettaglio. Andiamo! Il mercato del Napoli è in pieno svolgimento. Dopo l'acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, la dirigenza del club partenopeo è attiva nel consolidare il centrocampo. È in corso la trattativa con l'Udinese per il trasferimento di Samardzic in maglia azzurra, e soprattutto in difesa, un reparto che ha dimostrato più di che alcune criticità. Il nome più caldo in questi primi giorni di mercato è senza dubbio Radu Dragusin, una delle rivelazioni del Genoa di tecnico Alberto Gilardino. Come sappiamo, oltre al Napoli, alle calcagna c'è anche il Tottenham e Fabrizio Romano, specialista di mercato, dà altre notizie sul club londinese. Ecco cosa si legge. Gli Spurs continuano a lavorare sull'affare Radu Dragusin. Tifosi, cosa ne pensi di questi movimenti del mercato? Lascia i tuoi commenti. Condividi con la famiglia napoletana e non dimenticare di mostrare il tuo sostegno mettendo mi piace e iscrivendoti per rimanere aggiornato su tutto. Forza Napoli!